Il comune di Agrigento si mobilita. Il sindaco Firetto è proprio stanco della situazione che sta mettendo in ginocchio la città di Agrigento per i cantieri che oramai da tempo immemore impediscono un rapido e civile collegamento della città dei Templi con Palermo e Caltanissetta. Una situazione insostenibile che tra finanziamenti ballerini e crisi della CMG sta determinando una serie di enormi disagi per i cittadini dei comuni interessati al passaggio delle statali e un non indifferente danno economico per le imprese locali e il turismo. Firetto per questo sabato prossimo 19 gennaio alle ore 10:30 chiama a raccolta al comune di Agrigento i sindaci di Aragona, Cammarata, Canicattì, Comitini, Favara, Grotte, Porto Empedocle, Racalmuto, San Giovanni Gemini, Campofranco, Lercara Friddi, Mussomeli, San Cataldo e Caltanissetta. Vuole discutere di un'azione sinergica che possa, come dice lo stesso primo cittadino, riportare alla normalità i percorsi e la mobilità di oltre 300.000 persone che quotidianamente risentono di continue interruzioni oramai non più tollerabili. Secondo Firetto, ma trova certamente tutti d'accordo, occorre intervenire con forza sul perdurare dell'insopportabile isolamento in cui versano le province di Agrigento e Caltanissetta, assieme ai comuni di riferimento, in relazione alla necessità di assicurare un rapido completamento delle grandi infrastrutture stradali delle statali 189, la Agrigento-Palermo, e la 640 Agrigento-Caltanissetta.